Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Non ce l'ha fatta Stefano Crosara, il 34enne di Chions, rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale in A4, è deceduto questa notte all'ospedale di Mestre. Lascia una bimba di pochi mesi. È morto nonostante l'immediato trasferimento all'ospedale di Mestre. Stefano Crosara, 34 anni, padre di una bambina di pochi mesi, era rimasto coinvolto mercoledì pomeriggio in un terrificante incidente in autostrada A4. Risiedeva a Villota di Chions e da 2 anni era alle dipendenze della Menardi di Sesto Arreghina. Daniel, il figlio del titolare, lo ricorda commosso. Era un ragazzo senza vizi, un ragazzo sorridente, ordinato, siamo distrutti. Bravo, guarda, un po' sorridente, guarda, guarda di così. Sempre sorridente, educato, non aveva vizi, non beveva, non fumava. Siamo distrutti. Ovviamente siamo super vicini alla famiglia. Ieri abbiamo contattato suo fratello che ci ha poi stanotte avvisato purtroppo che è mancato. Mercoledì Crosara era rimasto incastrato nella cabina di guida. L'incidente era avvenuto alle 15:30 nel tratto compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in direzione Trieste, coinvolti nel sinistro 2 tir ed un autocarro. Il conducente dell'ultimo veicolo è rimasto incastrato tra le lamiere contorte della cabina di guida. Immediata la richiesta di aiuto è arrivata al 118, sul posto i sanitari insieme ai vigili del fuoco, alla polizia stradale e gli ausiliari di Autovie Venete. Crosara, nonostante l'immediato trasferimento all'ospedale di Mestre, è morto questa notte. Slitta a domani la convalida dell'arresto di Paolo Castellani, il 44enne che martedì notte a Codroipo ha ucciso la moglie Elisabetta Molaro con numerose coltellate. L'uomo resta per ora in carcere a Belluno. Si terrà domani davanti al GIP Maria Rosa Persico l'udienza di convalida dell'arresto di Paolo Castellani, il 44enne che a Codroipo martedì notte ha ucciso con numerose coltellate la moglie Elisabetta Molaro, 40 anni, assicuratrice. L'uomo, dopo aver confessato l'omicidio, è stato trasferito nel carcere di Belluno. Nei penitenziari della regione non c'erano infatti spazi liberi per detenuti in attesa di convalida. La moglie martedì sera era uscita a cena con 3 amiche nonché colleghe di lavoro. Era rientrata a casa poco prima di mezzanotte e ad attenderla c'era il marito. La coppia da tempo in crisi si stava separando e per questo lui non si dava pace. Temeva che dietro la decisione ormai irreversibile di Elisabetta si nascondesse l'ombra di un'altra persona, di un altro uomo che le avesse fatto perdere la testa. Quando martedì sera lei è rientrata, forse per gelosia, ne è nato un litigio al termine del quale, alle 2:30, Castellani ha estratto un coltello da cucina della lunghezza di 27 cm e l'ha uccisa nella camera da letto con numerosi fendenti. L'ha lasciata a terra in una pozza di sangue, una scena agghiacciante che si è consumata nella stanza vicina a quella dove stavano dormendo le figlie della coppia di 8 e 5 anni. Rintracciato dai carabinieri in via Molini, nelle vicinanze all'argine del fiume Stella, è stato condotto in caserma Udine, dove ieri pomeriggio, assistito dal suo avvocato, ha confessato l'omicidio. Paura ieri sera nel rione di Ponziana a Trieste, dopo che alcuni passanti hanno segnalato alle forze dell'ordine la presenza di un possibile ordigno rudimentale posizionato ai piedi di una cancellata presente in via Orlandini, a pochi metri dalla Casa della Cultura. Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli uomini della polizia scientifica, gli artificieri, gli agenti della Digos. Sul luogo sono state trovate 3 bottiglie riempite quasi fino all'orlo e collegate tra loro da una miccia. Le successive ispezioni hanno poi confermato che non contenevano materiale esplosivo ma soltanto un materiale inerte che non poteva esplodere o causare danni. Nuovo step oggi nel superamento delle limitazioni previste per contrastare il Covid. In molti luoghi non sarà più necessario indossare la mascherina, che resta invece obbligatoria per i dipendenti privati fino a fine mese. Da oggi inoltre non c'è più l'obbligo vaccinale per gli over 50, resta per il personale sanitario. Via le mascherine per i dipendenti pubblici nelle scuole, nei cinema, teatri e palazzetti e nelle discoteche. Permane l'obbligo per i dipendenti privati fino a fine mese e di FFP2 fino a settembre nei luoghi della sanità e sul trasporto pubblico ad eccezione degli aerei. Con oggi si supera un ulteriore step delle limitazioni Covid iniziate con il lockdown del marzo 2020 e che potrebbero concludersi definitivamente a settembre quando, salvo una più che possibile recrudescenza del virus, dovrebbe cadere l'obbligo di mascherina sul TPL. Da oggi
Inoltre non c'è più l'obbligo vaccinale per gli over 50, chi ha comunque deciso di non sottoporsi alla profilassi dovrà pagare la sanzione di 100 euro erogata dall'Agenzia delle Entrate e il Green Pass è di fatto archiviato. Attenzione però, perché l'obbligo vaccinale permane per il personale sanitario, per chi lavora nelle strutture sanitarie e per i dipendenti esterni delle case di riposo. Proprio per gli anziani e i soggetti fragili è raccomandata la quarta dose che al momento stenta a decollare. La mascherina, oltre che in ambito sanitario, è ancora obbligatoria su autobus, taxi, treni, sia corta che lunga percorrenza, e sulle navi, non sugli aerei, dopo alcune settimane di confusione viste le differenze regolamentari a livello europeo. Peggiora la maggior parte degli indicatori Covid in regione, contagi aumentati del 50% nella nostra regione in una settimana, addirittura raddoppiati a Pordenone, emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. Covid, si inverte la tendenza, la curva dei contagi riprende a crescere, in 7 giorni i nuovi casi sono aumentati a livello nazionale del 32%, i decessi del 6%. Pordenone è la provincia italiana che registra il maggiore aumento dei contagi, raddoppiati nella settimana dall'8 al 14 giugno rispetto alla precedente. È il quadro che emerge dall'ultimo monitoraggio effettuato dalla Fondazione Gimbe. In Italia si sfiorano i 23.000 casi al giorno, in Friuli Venezia Giulia peggiorano tutti gli indicatori, ad eccezione dell'occupazione dei posti letto in terapia intensiva che scende all'1,7%. L'aumento dei casi è del 52% rispetto alla media nazionale del 32%. Aumentano i casi positivi ogni 100.000 abitanti, sono 1.734 contro il dato italiano di 1.019. Cresce la percentuale di posti letto occupati nei reparti Covid, arrivata al 7%. Tornando ai casi positivi ogni 100.000 abitanti, Pordenone ne conta 258, il 104% in più rispetto alla settimana precedente. Udine 257, più 41%, Trieste 240, più 28%, Gorizia 180, più 50%. La Fondazione Gimbe segnala inoltre come siano ferme le percentuali di chi ha completato il ciclo vaccinale. Sono 6,8 milioni le persone non vaccinate, di cui 2,8 milioni guariti dal Covid. Ed ora i dati aggiornati ad oggi: su un totale di 5.494 test e tamponi sono state riscontrate 940 positività al Covid. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 3, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 88. Oggi si registrano i decessi di 4 persone, di cui 2 a Udine e 2 a Gorizia. Il vicepresidente della Regione ha partecipato questa mattina a un incontro dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale con Bocconi, il Collegio Italiano dei Primari Oncologici, per parlare dell'efficientamento dei percorsi di cure per i pazienti oncologici in Friuli Venezia Giulia. È un lavoro importante che le nostre aziende in modo comune hanno sviluppato e che entra pesantemente nell'innovazione dell'oncologia di precisione, ma soprattutto nella modifica di quelli che sono gli assetti organizzativi del nostro sistema, e io credo che uscirà anche nel confronto con i colleghi di Veneto, Emilia, Romagna e Lombardia anche delle soluzioni che potranno anticipare provvedimenti e percorsi che in questo momento nel nostro paese ancora non esistono, quindi sicuramente è uno sforzo importante del quale insomma, io sono particolarmente grato a tutti i professionisti che, come ci hanno detto, ogni tanto ci sono delle allergie nelle componenti che concorrono alla soluzione dei migliori percorsi di efficienza per consentire insomma, dal modello che parte all'interno delle strutture fino al letto del malato. Questo è l'obiettivo che si sono dati, e io penso che questa sia una risposta importante. Chi si occupa di salute non può fermarsi, deve correre, ogni tanto non deve neanche stare a sentire un po' di propaganda che si ascolta, e deve affidarsi alle considerazioni, non nascondendo le difficoltà, facendo vedere le cose che funzionano, individuando delle soluzioni e rassicurando i cittadini che, come non l'ho detto io, ma hanno detto loro questa mattina, viviamo in una regione dove il servizio pubblico è sicuramente un fiore all'occhiello. Si è aperto a Ronchi dei Legionari il Festival Le Ali delle Notizie, giunto all'8ª edizione. Stiamo parlando di un boom
Libertà di stampa, mafia, legalità e politica della Seconda Repubblica. Tutti i temi dell'8° Festival del giornalismo, inaugurato a Ronchi dei Legionari a cura dell'Associazione Culturale Le Ali delle Notizie. Dopo le incombenze per il coronavirus, unite alla scomparsa di Cristina Visentini, preziosa collaboratrice della Kermesse, il presidente di Le Ali delle Notizie, Luca Perrino, è riuscito a riscattarsi grazie alla collaborazione di importanti sodalizi, dando corpo ad una 4 giorni di manifestazione di alta qualità in programma sino al 18 giugno. Beatrice Branca dell'ufficio stampa di Le Ali delle Notizie ne traccia un quadro. Tra i diversi appuntamenti un incontro sul centenario dalla nascita della BBC e molti altri ancora appuntamenti con 177 ospiti nazionali e internazionali, 3 mostre di cui una di queste è stata inaugurata oggi e moltissime presentazioni di libri, quindi veramente un festival ricco di iniziative in cui si parlerà di tantissimi temi di attualità, ma anche di giornalismo, anche di arte e di cultura. Al simbolico taglio di nastro tenuto nel Palatenda in piazzale Martiri delle Foibe è poi seguita la consegna del primo premio Le Ali Young, istituito in memoria di Cristina Visentini per incentivare e promuovere l'inserimento dei giovani nella professione giornalistica e nel mondo dell'informazione. Tra i 47 giovani che hanno aderito, la scelta del comitato scientifico è ricaduta su Agnese Baini, giovane triestina ideatrice di un podcast legato al tema della legalità visto da un'altra prospettiva, ossia quella del carcere. Nella serata conclusiva del festival è prevista la 5ª edizione del premio Le Ali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese uccisa in un attentato nel 2017. Il mazzetto di San Giovanni è una tradizione le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Udine ripropone la tradizione del 23 giugno con la consegna del mazzetto di piante officinali in largo dei Pecile. Il 23 giugno torna a Udine la festa del mazzetto in occasione della notte di San Giovanni, che è la più breve dell'anno e fin dall'antichità è considerata magica, tanto da essere suggellata da riti propiziatori. In largo dei Pecile è prevista la consegna del mazzetto di erbe aromatiche. Ci sarà questa pomeriggio e sera organizzata qua nella collinetta di largo dei Pecile, con la presenza anche di 15 bancarelle con esposizione di quelli che sono i prodotti artigianali della nostra regione. E poi ci sarà una conferenza dove si parlerà di questa antica tradizione dei fuochi e delle erbe officinali e poi alle ore 19 ci sarà la consegna del mazzetto di San Giovanni a tutti i visitatori e ai turisti, una tradizione che lega il nostro territorio a quelle che sono tradizioni ormai consolidate. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.